Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Eccoci qua ancora su Magic e questa diciamo è la statistica del mazzo che voglio portare oggi. Mazzo Miracolo, blu-bianco. Queste diciamo sono delle carte fondamentali per il mazzo. Nel primo momento 19 vittorie e 5 sconfitte. Ok ragazzi, vediamo il mazzo che si basa tantissimo su supplicare gli angeli. In pratica io devo cercare sempre di pescare carte e metterle sopra, in cima o in fondo al grimorio in base alle possibilità, perché è così che il mazzo funziona. Nel senso, analizziamo la carta fondamentale, supplicare gli angeli, diciamo, il suo costo è 3 pianure e XX, dove XX lo scelgo io, cioè praticamente questa stregoneria crea X pedine 4-4 angelo con volare, cioè devastante. Qual è il problema? Proprio che giocarla con 3 mana bianco e XX praticamente la giochi al 92esimo turno per avere una buona chance. Io devo giocarla col costo di miracolo che è 2 pianure e X, tipo non so, 2 pianure e 5X, metto 5 pedine angelo. Per far questo però devo pescare la carta con miracolo, nel senso è il mio turno, pesco la prima carta dal grimorio e mi arriva a supplicare gli angeli. Però se la carta la pesco ai primi turni, che ho 2 pianure, che comunque ho poche terre, non mi serve a niente. Allora cosa devo fare? Con altre carte devo cercare di metterla in cima nel momento giusto per poi ammazzare l'avversario. La stessa cosa vale per Terminus, che praticamente tutte le creature tornano praticamente dentro il grimorio, tipo non so, io ho 0 carte, ho 0 creature in campo, il mio avversario ne ha 5, sto perdendo. Se questa carta la gioco col costo di miracolo, che è la stessa cosa di supplicare gli angeli con uno, distruggo, cioè tutte le sue creature tornano dentro il grimorio, mentre giocarla normalmente costa 6, 4 in colore e 2, cioè 4 di qualsiasi colore e 2 pianure, quindi anche questa la giochi veramente a dei turni che ormai hai già perso, quindi devi giocarla per forza al costo di miracolo. Allora, per poter giocare queste 8 carte, 4 supplicare e 4 terminare sprima, devo usare queste carte qua. Allora, Serum Visions praticamente pesco 2 carte e scry 2 praticamente, con scry 2 posso vedere le prime 2 carte del grimorio e poi scegliere se mettere tutte e 2 in fondo o tutte e 2 in cima. Ed è molto utile, è una stregoneria. Poi un istantaneo, Telling Time, guardo le prime 3 carte del grimorio, praticamente una la metto in mano, una la metto in cima al grimorio e una in fondo. Poi abbiamo, vabbè, Opt, che questa pesco una carta e scry 1. E poi, ecco, poi abbiamo questa creatura qua, Riverwise Agur, che è fortissimo perché costa 4 ed è un 2-2, però cos'ha? Che praticamente pesco 3 carte e poi 2 le rimetto in cima al grimorio o come voglio, cioè in qualsiasi ordine, cioè posso mettere prima una poi l'altra e anche qua se pesco, metti, se è al sesto turno pesco un supplicare, un terminus e un'altra carta, io me le piazzo come voglio e poi nel prossimo turno, se ho la possibilità di giocare, posso fare veramente dolori, cioè veramente importanti. Quindi questa è una creatura fortissima. L'altra creatura che ho è il Snapcaster Mage, il mago lanciolapido, che praticamente è una delle carte più forti, blu, uno degli umani maghi più forti. Praticamente posso giocarla con flash, quindi neanche sul turno dell'avversario, e quando entra in campo posso giocare un istantaneo, una stregoneria dal cimitero e pagare il suo costo pagando il costo di mana della carta. Tipo, non so, in cimitero un Telling Time, posso rigiocarlo dal cimitero col costo di 2 e così lo gioco un'altra volta, ed è importantissima. Poi ho le solite carte qua, questo è praticamente Oblivion Ring che rivedremo su tantissimi altri mazzi che ho, praticamente posso esiliare, è un incantesimo che posso esiliare una qualsiasi tra creatura, incantesimo, artefatto, tranne chiaramente le terre, e finché è in campo lui è esiliato. Se mi distruggono l'incantesimo torna in campo quella carta. Qua poi ho il Journware, che praticamente fa la stessa cosa dell'Oblivion ma solo per le creature. Patto Exile, che è una delle carte più famose, esilia una creatura, però il mio avversario può prendere una terra e metterla tappata in cimitero, in campo. E basta, questo è un mazzo molto molto particolare. È un mazzo non velocissimo che gioca tutto così, cioè devo cercare di avere sempre sul grimorio le carte più fondamentali.
Comunque dai, vediamo, è più facile da capire forse in game. Raga, ho fatto un piccolo cambiamento e ho messo 3 stasis, che praticamente anche 4 stasis, che praticamente anche queste posso usare una creatura per avere più difesa possibile. E ho tolto il Snapcaster, che ce l'ho su un altro mazzo, l'Harry Potter e Babbani, che vedremo più avanti. Vabbè, andiamo, sto sistemando un po' di cose. Vediamo, voglio trovare una partita che possa, come si dice, far vedere bene il mazzo, perché sennò ci sono partite che sono lunghe, altre che sono eterne, altre che fanno, come si dice, concedono subito. Dobbiamo trovare una partita decente su questo mazzo. Ok, che non è facile. Ci siamo. Dobbiamo riuscire a fare una bella partita e far vedere il mazzo. Già da questa pescata le possibilità sono poche, però proviamo. Entra tappata perché non ho pianure e isole, molto bene. Questo è il blu, molto male. My god. Inizio non positivo, io ve lo dico, io ve lo dico. Ok, serve come il pane. Ok. Peschiamo. Entro magari mai mo, ma allora in mano. E qua purtroppo supplicare, ce ne facciamo poco. Ah, subito così. Subito un Planeswalker arrogante. Ok. Situazione non bella. Abbiamo ancora 6 carte in mano come me, ma i Planeswalker stanno abbastanza sui maroni. Chiaramente quando serve l'Oblivion non c'è. Ok. Ok. Ci giochiamo anche questa. Purtroppo c'è poco da fare. Ok. Attacco questo. Tanto si parerà con quella cazzo di token. Ah no. Boh.
Cazzo, 3 carte pesca addirittura. Cioè, io purtroppo quando trovo i mazzi dove pescano tanto faccio sempre difficoltà. Purtroppo. Nove carte in mano. Adesso vediamo cosa ci butta fuori. Ok. Gli artefatti costano in meno presso i giocati, per lui chiaramente. Ok. Quasi quasi la rischio. La rischiamo. Voglio fare sto rischio, vediamo che succede. Questa non ci voleva. Questa non ci voleva. Quel due Planeswalker adesso, l'Oblivion non si vede più, chiaramente io ho un sacco di esile creatura, ma devo forse mettere qualche distruggi in più. Vabbè, adesso facciamo questo, ma... proviamo tanto. Vediamo cosa possiamo inventarci, ma secondo me anche lui ha qualcosa che può distruggermi. Lo percepisco tranquillità nella sua partita. Lui sta pensando a come inchiappettarmi probabilmente. Uh. Dai, vecchio, su. Simpatica anche questa proprio, tutte carte simpatiche. Dai Bomber, dai. Allora. Questa la togliamo. A priori così, anche se non ci dà nessun tipo di problema in realtà. Però la togliamo, proprio perché mi dà fastidio.
E magari puoi avere qualcosa che la pompa e tutto, non si sa mai. Tanto ne abbiamo qua, e la togliamo, non si sa mai. Questa non può attaccare. Ottimo. Questo non mi conviene. Ok. Facciamo così. Ok. Ma. Allora questa la mettiamo qua. Qua. E qua. Ma. Speriamo. Ne ho tolto via intanto, ne ho tolto via i Planeswalker, vediamo se è stata la mossa giusta, perché potevo scegliere di attaccare sia lui che il Planeswalker, li ho eliminati i Planeswalker. Oh, speriamo sia la scelta giusta, sinceramente. Adesso vediamo cosa lui. Speriamo, da lui fa Scry 2, secondo me adesso non ha niente di buono in mano. Potete vedere le partite sono lunghe, cercando di fare una partita più corta, ma questo mazzo è così. Ok, questo non mette più niente, ma sarà una finta? Tanto noi cerchiamo di vedere, di avere sempre cose importanti. Allora, 1 e 2, perfetto. No, aspetto, non mi conviene sinceramente. Vediamo che si inventa, perché distruggi tutte le creature che attaccano, vai! A 2 lo portiamo. Anche forse ci siamo, avete visto com'è importante comunque supplicare gli angeli, mi ha dato un vantaggio incredibile, poi sono riuscito a fare qualcos'altro, però attenzione non è ancora finita, eh. Non mi piace, porca puttanona. Vediamo cosa adesso si crea, vuoi vedere che crea la combo infinita, se crea la combo infinita giuro che me ne vado, no. E si va a vincere, finalmente, una partita neanche troppo lenta, troppo, diciamo, lunga. Boh, adesso vediamo quanto è durato il video, vediamo se riusciamo a fare un'altra. Niente raga, sono già 20 minuti di video, quindi preferisco fare una partita solo questo mazzo molto, diciamo, lungo, cioè un mazzo lento, quindi è chiaro che le partite sono, diciamo, non velocissime. Comunque questo mazzo secondo me è un buon mazzo, forse c'è da rivedere qualcosa, forse ho troppi rimuovi creature, magari da mettere qualche distruggi. Ecco, per esempio qua potrei a sto punto fare così. Andiamo ai nostri istantanei e potremo provare a mettere, no scusate, ok, eccola qua, questa secondo me distrugge artefatto incantesimo e guadagno punti vita pari al suo costo di mana. Proviamo con questa, bisogna sempre provare ragazzi con i mazzi, non c'è mai quello definitivo. E niente raga, saluto il commendone veneziano, prossimo video vediamo.
andremo a vedere il mazzo Vampiri, la nobile stirpe. Questo è un piccolo, come si dice, antipasto. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!